Carissimi amici, eccoci qua con un nuovo oroscopo della nuova settimana che va dal 28 di dicembre al 3 gennaio 2021. Quindi andiamo a scoprire quel che sono le mie previsioni per quanto riguarda il nuovo oroscopo della nuova settimana. Sperando che avete passato buone festività, di un buon Natale e augurandovi ancora tanta felicità, visto che è iniziata così la campagna del vaccino per quanto riguarda il Covid-19. Bene, io vi ricordo sempre, come ogni anno, il giorno 30 di questo mese, dicembre, per fine mese, io pubblicherò un nuovo video, come faccio sempre in ogni anno, con le mie previsioni che riguarda l'anno 2021. Quindi rimanete sintonizzati col mio canale perché ci sarà questa bellissima novità. Ma adesso andiamo a scoprire l'oroscopo segno per segno che riguarda la settimana che va dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021. Iniziamo per dire che questa settimana che sta per iniziare sarà molto importante perché riguarda la fine del 2020 e l'inizio del nuovo anno 2021. La settimana che va dal 28 di dicembre al 3 gennaio sarà dunque quella con cui si lascerà il vecchio anno per dare il benvenuto a quello nuovo con la speranza che possa essere migliore in tutti i modi. Belle emozioni e gratificanti risultati. Questo per molti segni sono cose importanti da scoprire. Per molti segni zodiacali questo periodo sarà piuttosto positivo sia in amore che per il lavoro. Sì, anche per il lavoro. Ci saranno belle emozioni gratificanti, dicevo, con ottimi risultati. Certo che non varrà la stessa cosa per tutti e in tanti si ritroveranno a dover fare i conti con i problemi di coppia e con qualche disagio professionale. Cerchiamo di capirne subito di più. L'oroscopo dei segni d'acqua non sarà dei migliori perché nelle relazioni potrebbero esserci tensioni e nervosismo. Nulla di irrisolvibile per la maggior parte di loro. Questi giorni per i segni di fuoco saranno fantastici in amore perché non mancherà passione e complicità. Per il lavoro potrebbero invece iniziare dei nuovi progetti interessanti. I segni di terra invece vivranno una settimana abbastanza equilibrata con le cose da fare, le persone e le situazioni nuove che arriveranno. Tutto dovrebbe filare in maniera piuttosto liscia. Le stelle per i segni d'aria invece dicono che queste giornate potrebbero rivelarsi importanti per trovare soluzioni nei rapporti e non solo. Insomma, pare chiaro che per tanti sarà una settimana incoraggiante ed entusiasmante, mentre qualcun altro dovrà fare qualche sforzo in più per godersi al meglio la fine del 2020 e l'inizio del nuovo 2021. Sarà importante non perdere la speranza e l'ottimismo. A questo punto andiamo ad analizzare meglio come sarà l'oroscopo per questa intensa settimana, in modo più dettagliato, segno dopo segno.
Ecco le previsioni dell'oroscopo per la settimana che va dal 28 di dicembre 2020 a 3 gennaio 2021, segno per segno. Ariete, amore. In questa settimana qualcuno di molto vicino a voi potrebbe sorprendervi e lasciarvi di stucco. Se avete un partner difficilmente le cose andranno male, anzi, potrebbe essere proprio lui o lei ad organizzare qualcosa di veramente speciale. Potrete davvero aspettarvi di tutto e alla fine saranno giorni che piaceranno e vi entusiasmeranno molto di più. Il lavoro invece per l'Ariete questa settimana non passerà in maniera troppo inosservata. Potrebbero esserci delle nuove ed interessanti occasioni a rendere le giornate più incoraggianti e particolari. Prima di andare a leggervi il segno del Toro, vi ricordo o meglio vi invoglio ad cliccare qui sotto al video al link che rappresenta il mio blog, dove potete trovare tutte le testimonianze che riguardano ritorni d'amore, legamenti d'amore e tutto quello che rappresentano le scienze esoteriche del maestro Cleo. Segno del Toro, amore. Questa settimana, che comprenderà ancora alcuni giorni delle feste natalizie, sarà molto bella. Deciderete di organizzare qualcosa di particolare insieme alla vostra dolce metà. La stessa cosa farete se avete una famiglia alle spalle. Il fatto è che non è detto che le persone che stanno al vostro fianco condivideranno sempre e comunque le vostre idee. Non è detto. Lavoro. Non avrete grandi problemi con gli impegni e i compiti professionali. Riuscirete ad essere sempre al passo con tutto. Una organizzazione da fare invidia veramente. Il segno dei Gemelli, amore. Se con una persona le cose ultimamente non sono andate come speravate, questi saranno giorni giusti per ritrovare serenità ed equilibrio. Potrete finalmente recuperare un rapporto e una bella complicità con qualcuno che alla fine si rivelerà importante. Deciderete di mettere da parte pensieri, dubbi e vecchi rancori per lasciare del tutto posto alle emozioni, ai sentimenti. Lavoro per i Gemelli, poche novità in questa settimana lavorativa. Il fatto è che molti giorni saranno ancora festivi e potrete approfittarne per fare una pausa. Occhio a come gestirete invece i rapporti con i vostri colleghi. Il segno del Cancro, amore. Questa settimana a cavallo con un nuovo anno non sarà troppo entusiasmante. Le stelle non vi sosterranno troppo e il vostro umore non sarà affatto dei migliori. Questo ovviamente avrà delle conseguenze anche per quanto riguarda le relazioni d'amore. Bisognerà cercare di controllarsi perché si potrà facilmente sfociare in una discussione con il vostro partner. Lavoro. Se dal punto di vista professionale non ci saranno grossi cambiamenti, questi saranno comunque giorni da tenere sott'occhio. Dovrete fare una particolare attenzione al modo in cui deciderete di porvi e relazionarvi a colleghi e piani alti per non commettere grossi errori. Il segno del Leone, amore. Questa settimana in cui saluterete il vecchio anno per dare inizio al 2021 sarà piuttosto piacevole.
Le stelle e in particolare la luna vi faranno vivere un bel capodanno. Nonostante ciò non è detto che tutto andrà rose e fiori in questi giorni. In una storia amorosa potrebbero nascere alcune preoccupazioni e piccoli dubbi che avranno bisogno di ragionamento e valutazione. Lavoro, le energie non saranno affatto male in questi giorni, soprattutto in quelli festivi. Forse deciderete di porre molta attenzione ad alcune idee o intuizioni per il domani lavorativo. Il segno della Vergine, amore. Questa nuova settimana tra dicembre e gennaio potrebbe rivelarsi anche molto speciale. Il fatto è che sarete piuttosto bravi con i modi e con gli atteggiamenti. Le persone che vi stanno accanto apprezzeranno il vostro comportamento senza troppi dubbi. Per i single questo sarà un cielo ancora più importante, perché in questo modo si potranno anche conoscere nuove persone e magari colpire particolarmente qualcuno. Lavoro, questi saranno giorni piuttosto interessanti e non si dovranno sottovalutare per nulla. Potrebbero esserci delle novità, ma forse i risultati non si faranno vedere immediatamente. Alla fine ne varrà la pena pazientare un po'. Il segno della bilancia, amore. Saranno giorni in cui potreste essere facilmente gentili e generosi con le persone che amate e che vi amano. È possibile che qualcuno possa chiedervi aiuto e per voi non sarà affatto un problema rendervi utili. In qualche caso si tratterà di un sostegno di tipo finanziario ed economico. Voi la prenderete nella migliore delle maniere, non è certo da tutti. Complimenti. Lavoro, per quanto riguarda i compiti e i progetti professionali, non saranno troppe le novità di questo periodo. Se avete un sogno nel cassetto sarà comunque importante crederci e impegnarsi fino in fondo. Scorpione in amore. Questa settimana tra il vecchio e il nuovo anno non vi porterà grandi novità e cambiamenti dal punto di vista dei sentimenti. Non deciderete con molta attenzione e, per valutare un rapporto di coppia o da una nuova conoscenza. Sarete più concentrati su altri fattori, tanto che vi sentirete quasi costretti a mettere le emozioni da parte per questo periodo. Lavoro, molto meglio sul posto di lavoro, dove la voglia di fare non mancherà. Questo varrà soprattutto dal punto di vista dei compiti pratici. Chissà che non riusciate a ottenere qualche bel risultato interessante. Sagittario, amore. Se siete impegnati in una relazione di coppia o avete intrapreso una nuova conoscenza, saranno giorni al top. In questa lunga settimana sarete molto dediti alle emozioni e ai sentimenti. Non saranno tutti giorni ricchi di passione e complicità, ma certamente potrete contare sulle stelle 5 giorni su 7. Difficilmente potrete lamentarvi in questo periodo. Potreste anche organizzare qualcosa di speciale con il vostro compagno. Lavoro, l'umore di queste giornate sarà abbastanza buono e le energie non vi deluderanno. Nonostante ciò, vi dedicherete soprattutto alla vostra sfera intima. Capricorno, amore. Questa settimana saluterete il vecchio anno per dare poi il benvenuto al 2020.
Saranno giorni piuttosto tranquilli in cui difficilmente ci saranno grossi problemi con il partner o con una persona cara. La settimana scorrerà in maniera piuttosto tranquilla e oltre a godervi le emozioni potrete vivere al top pure i giorni di vacanza natalizie che rimangono. Per quanto riguarda il lavoro, per molti sarà un periodo perfetto per mettere da parte gli impegni. C'è infatti chi potrà approfittare delle feste per prendersi dei momenti di relax e pensare un po' di più ai propri affetti, a tutto ciò che conta veramente. Il segno dell'Acquario, amore. Occhio a questa settimana perché non sempre l'umore sarà dei migliori e qualche tensione potrebbe non mancare. Se avete famiglia col partner e figli, le cose potrebbero andare diversamente. Vi sentirete di dover accontentare e dare maggiore attenzione alle persone che vi amano realmente. Giorni che potrebbero rivelarsi veramente tanto interessanti. Lavoro, dovrete fare attenzione a qualche giornata di nervosismo, ma soprattutto al pessimismo. Sarà necessario prendere tutto in positivo che le stelle avranno da offrirvi in questi giorni per poter dare poi il meglio con idee e progetti sul posto di lavoro. E infine il segno dei pesci, amore. Questi giorni al passo con due annate non saranno molto semplici per voi nati sotto questo segno zodiacale. Vi ritroverete ad affrontare una settimana in cui l'umore sarà abbastanza sottotono. Sarete un po' pigri con le persone e con le situazioni nonostante i giorni di festa. Occhio a questo aspetto perché la vostra dolce metà potrebbe non prenderla troppo bene, più che altro non riuscirà a crederci. Lavoro invece in questo periodo non sarete proprio al massimo e anche le energie potrebbero risentirne un po'. Sarà fondamentale cercare di impegnarsi per quanto più possibile, soprattutto se si vuole raggiungere un obiettivo o un sogno nel cassetto. Bene, e così era l'oroscopo della settimana che va dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. Io vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale e attivare la campanella delle notifiche, anche perché il giorno 30 verrà pubblicato su questo canale le previsioni di tutto l'anno 2021, di tutto quello che accadrà il 2021, le mie previsioni del nuovo anno, come io faccio sempre, anno per anno. Che dirvi, amici cari, io vi saluto e vi auguro ancora tante belle festività che rimangono. Noi ci sentiremo con il nuovo oroscopo per il nuovo anno. A tutti quanti voi, che le stelle siano sempre con voi e voletevi bene.